Allora, precisavamo, ed è bene precisarlo, che comunque i lavori al 110%, cioè non sono mai gratuiti, quindi non è che il cittadino che non ha un soldo si può permettere questo, ma bisogna fare delle considerazioni, diceva lei, segretaria, è bene ricordarselo. Ecco, questa partita qua va un po' chiarita, perché il rischio è di creare un'aspettativa enorme su una indisponibilità da parte dei soggetti. Allora, questo bisogna che siamo chiari, cioè nel senso, non è che se uno non ha un soldo e vuole farsi completamente la casa, eccetera, il rischio è che questa operazione qua, così come andrà dettagliata, non sarà possibile, quindi bisognerà in qualche maniera comunque ragionare sulla partita che riguarda la cessione del credito da parte delle imprese, perché potranno svolgere l'attività del lavoro agli istituti bancari o intermediari finanziari, però tutto questo andrà a erodere una parte della percentuale complessiva del 110, per cui il 10% saranno delle banche, una parte verrà a capire cosa succederà dal punto di vista dell'operatività, però uno che non ha un centesimo difficilmente riuscirà a costruire un restauro completo ex novo, cioè questo è importante chiarirlo. Allora, spero sempre la gente prenda fiducia, anche se basterà un piccolo ritorno di fiamma del virus, che tutto tornerà nel nulla, dice Giacomo. Questo è un dato di fatto, l'abbiamo visto, e preoccupa, perché abbiamo visto nel settore turistico l'impatto di questa piccola azione da parte di un imprenditore che ha commesso di fatto poi un'azione gravissima, però le ripercussioni ci sono state immediatamente. Su quello che diceva il telespettatore c'è un elemento importante da provare a sviluppare. Allora, settembre-ottobre prevedono che ci sia un ritorno di fiamma o qualcosa che... Noi dobbiamo attrezzarci, e prima lo dicevo in un passaggio, organizzativamente parlando, per fare in modo di non arrivare ad un nuovo lockdown. Quindi per fare questo, mettere in atto una serie di procedure di contenimento organizzative dal punto di vista sanitario, dal punto di vista delle relazioni sociali sui territori, per evitare che questa cosa accada. Cioè non possiamo ritrovarci, cioè sperare che le cose vadano da sole in un determinato modo, o comunque essere in qualche maniera, dobbiamo essere un po' più prudenti, e da questo punto di vista qua bisogna iniziare adesso a farlo, per cui organizziamo con la Regione la parte sanitaria, assieme alle categorie e agli attori economici, una gestione di corresponsabilità nei suggerimenti operativi, nei controlli, nelle azioni. Cioè anche la questione dell'app Immuni, no? È uno strumento, ci sono state un sacco di polemiche, pro, contro, funziona, non funziona, però io dico, gli strumenti, se sono utili e funzionano correttamente e vanno nel rispetto delle norme, della tutela delle persone, eccetera, sono strumenti, li possiamo mettere in campo, li possiamo mettere in campo se servono ad evitare di tornare in quella situazione che ci ha veramente creato una serie di problematiche, non solo economiche, ma anche sociali e relazionali. È stato un problema che facciamo presto a dimenticarlo, però se lo ripensiamo ha creato un cambio epocale, quindi bisogna tenerne conto. Non vogliamo arrivare a quella situazione, quindi collaboriamo alla gestione, collaboriamo all'organizzazione di quello che sarà a settembre-ottobre, con l'apertura delle scuole, con la movimentazione che ci sarà. Noi vogliamo tornare progressivamente alla normalità, però con molta attenzione. Da questo punto di vista della collaborazione, le regioni hanno collaborato, la Regione ha collaborato nei limiti delle sue competenze e possibilità per le attività della ripresa della fase 3? Devo dire che da questo punto di vista qui, allora, dal punto di vista della Regione ha fatto un lavoro enorme dal punto di vista sanitario, e adesso ha cominciato a mettere in campo anche tutta una serie di azioni per la gestione della parte economica. Allora, da parte nostra, da parte di chi ha fatto un ruolo di corpo intermedio veramente in questi mesi e vuole continuare a farlo, c'è tutto lo sforzo collaborativo
con gli uffici, con i vari assessorati per collaborare operativamente alle cose. Noi non abbiamo fatto solamente i portatori degli interessi nel tentativo, abbiamo anche proprio concretamente dato strumenti e disponibilità operativa per fare un lavoro anche tecnico a volte di collaborazione, e questo è il modo migliore per provare ad andare avanti. Devo dire che su questo le regioni in questa fase hanno fatto tutte, a vario titolo, hanno dimostrato che, essendo vicine al territorio, possono essere anche più capaci di dare risposte, e tutto questo non dimenticando che alla fine è un rapporto che comunque rimane importante con il contesto nazionale, perché a volte non basta neanche il contesto nazionale, perché in una pandemia come minimo dovrebbe esserci un contesto europeo, se non internazionale, quindi le dimensioni sono quelle che vanno più vicine al territorio, però hanno la capacità anche di incastrarsi bene con le dinamiche di responsabilità più ampia. Quindi da un certo punto di vista non ci deve essere un conflitto tra istituzioni, ci deve essere una corresponsabilità dell'azione. Siamo in chiusura, quindi una battuta, poi alcuni temi non riusciamo ad affrontarli, sono velocissimo. Per le banche la collaborazione si è attuata al di là di questa trattativa in atto per l'accorparsi del credito d'imposta, ma in altri ambiti, finanziamenti, avete smosso le banche? È sempre dura provare a smuovere il sistema bancario, perché è stato caricato di tutta una serie di responsabilità, oneri eccetera, e quindi ha avuto un ritardo poi nell'azione che in qualche maniera un po' è pesato, soprattutto nella prima fase. Però io credo che un po' da stimolo, un po' dal tentativo anche di capire che è un ruolo di responsabilità che da parte loro nel rapporto col territorio, a prescindere dalla dimensione del sistema bancario, ci deve essere maggiore collaborazione. Su questo noi siamo i primi ad essere disponibili a un confronto continuo. Quindi chi avesse bisogno si rivolge all'associazione, dove poi si è dato un supporto, poi magari avete anche dei confidi. Attraverso il nostro sistema dei confidi abbiamo sempre fatto un lavoro di accompagnamento e continueremo a farlo anche in questa fase, che è determinante per il rafforzamento delle spalle delle piccole imprese. Io la ringrazio moltissimo, segretario, di essere stato qui con noi. Vi auguro buon lavoro, perché comunque per quanto attenuarsi l'attività sarete nel pieno ugualmente dell'attività lavorativa. Voi telespettatori scriveteci, perché se voi ci scrivete, ci sollecitate, poi andiamo a chiamare i vari esperti, i vari protagonisti delle attività economico-produttive del nostro territorio e non soltanto, e buon proseguimento, ci rivediamo domani.